importante, cosa serve a noi per farci aumentare, capite? E noi lo dobbiamo accettare questo. Noi siamo, sì, esseri di luce, noi siamo esseri divini, sicuramente, però qui, in questo mondo, in questo nostro pianeta che è denso e che è basso di vibrazione, siamo soggetti a vivere anche nelle energie un po' più basse e quindi ci condizionano, quindi gelosia, rabbia, sconforto. È questo il peso da pagare per stare qui. Però se capiamo questo, possiamo andare oltre. E poi ripeto, non siamo perfetti, ma almeno l'abbiamo capito. Ci vuole un'onestà intellettuale per queste cose, no? Ci vuole un nutrizionista dell'anima. Come? Scusi? Ci vuole un nutrizionista dell'anima. Ah, un nutrizionista, sì, certo. Certo. Ma infatti io spero che quelle cose che ho detto a voi vi abbiano un po' aiutato a comprendere un po' di più queste cose. Non c'è una formula magica, non c'è nessun segreto dietro. Molte volte i contattisti più famosi al mondo erano persone analfabete, semplicissime, eppure erano in contatti con gli esseri più evoluti. Questo vi dovrebbe far capire già questo, che nei piani superiori non c'è una scala gerarchica in base alla nostra cultura, ma è in base al nostro cuore, alla nostra semplicità. Io con questo concludo, così do lo spazio anche agli altri. Vi ringrazio infinitamente per averla possibilità di parlare. Intanto preparati, vai sulla sedia con la batteria e lui ti prendi anche la chiavetta tieni via la chiavetta di parte e metti questo. Prendete anche il microfono, uno dei due. Un'altra cosa importante è questa, adesso diamo la parola a Franco e Gescia, che sono due iscritti al nostro gruppo ma che fanno delle foto molto interessanti, molto belle. E però vi voglio dare anche un'altra notizia. Domenica 17 dicembre, quindi tra meno di un mese, facciamo un altro convegno in questa sala dove si raccoglieranno i soldi per dare in beneficenza. Per questa ragione abbiamo deciso che anche gli iscritti al sindacato pagheranno 10 euro l'entrata. Vogliamo raccogliere un po' di soldi, mi sembra che sia doveroso. E siccome non abbiamo ancora individuato a chi regalare i soldi che raccoglieremo, invito anche voi, se conoscete un'associazione particolare che è in grandi difficoltà eccetera, abbiamo bene in mente di comprendere questi vostri messaggi e magari anche destinare i soldi che raccogliamo a queste associazioni. Non abbiamo preclusioni per nessuno. Vi ricordo che domenica prossima ci sarà ancora Daniel Facci, che avete sentito parlare, Daniele Longo, che sentirete, Nicolò Di Nella, che è questo è il cappellone qua, non ha paura di padre i capelli, siete lunghi, ma ci sarà un certo Gianluca Nani e Angela Noli, che sono maestri di gong, armonie sonore, meditazione con i gong. Sono da Crespano del Grappa, fanno delle musiche che sono celestiali, bellissime. Inoltre c'è Gaspare De Lama, che lui prima ha citato, è un ragazzino di 96 anni, che gira tutta l'Italia per spiegare la sua vita praticamente. Lui nel passato a Pescara esisteva una base aliena. Lui entrava in questa base che era profonda 40 km, lunga 200 km, larga 300. No, 200 per 300. 200 per 300, esatto, larga quindi. Una cosa enorme. In 10 entravano in questa base, avevano l'accesso in questa base. Io dico, spero che una volta che faccio la base per andare a visitarla tutto non andassero in bicicletta, perché lì si faceva molto uso della bicicletta, ma questo potrebbe servire anche per mantenere in salute. È una persona così vispa, così piena di spiritualità, che è fantastico sentirlo parlare. Come è stato bello sentir parlare Daniel Facci, lui ancora oltre. Non è per togliere qualcosa da Facci, ma senz'altro lui ha un vissuto che è ben diverso. In 10 persone entravano nella loro base
E la cosa che mi ha colpito è questa: c'erano delle persone, e l'ho detto anche quando sono venuto nel vostro centro, che è l'associazione dei sordi di Treviso, che vi parla di una persona che era alta 3,5 metri, abbastanza robusta, che pesava sì a 90 kg. Cosa significa? Che le molecole che, diciamo, che componevano il loro corpo erano così evolute e così leggere che era di una spiritualità angelica quasi, ormai non aveva più bisogno di reincarnarsi per chi crede alla reincarnazione. Per chi non ci crede è peggio per lui, non è un problema. Diamo la parola allora ai nostri due amici. Parlate pure, avete già trovato dove... no, non è vero. Hai già provato dove? Sì, ho già provato. Parlate voi. Lei ha difficoltà di parlare in italiano perché non è italiana. È da poco tempo qui in Italia e lei è brasiliana. Però ha dei doni enormi. Poi vedrete le foto che ha fatto, sono fantastiche. A te la parola. Buonasera a tutti. Avvicina di più il microfono. Buonasera a tutti. Io voglio agradecer a Silvano e a tutti per l'opportunità di stare qui, noi due. È la prima volta che parliamo così. Non mai abbiamo parlato così per tante persone. E sono qui a poco tempo e sbaglio poi quando parlo. Ma Tanti sbagliano che quando parlano, quindi figurati. Lo parli poco. sì, io già anche da piccola sempre sono legata a questa cosa di spiritualità e tutto, e in Brasile io vedevo sempre tante cose, in cielo, luce, e anche essere dentro da casa mia, e che penso che anche se essere manipolato un po' a mia mente, perché quando è venuto dentro a casa mia, io ho visto che guardava a casa mia e non guardava me, ma io guardavo lui e di immediato io ho pensato, e mi girato e dormito. Io ho pensato così, lascia che guarda quello che voglia. Io non penso che sia un pensiero normale quando si vede un essere dentro la casa sua. E così è, in Brasile io sempre vedevo cosa, e dopo mi è successo con lui una cosa che devo parlare un po' rapido, se non va molto tempo. In astrale io ho vissuto una cosa strana. Io ero dentro di una sala, aveva più persone, anche a mia madre, non posso parlare di mia madre che mi emoziona, ma esse essere è difficile. Vai tranquilla. Tanto sei una compagnia di amici, quindi non ti emozionare. Tranquilla. Esse essere entrato, messo in me un oggetto redondo, nero, e quando ho fatto così, io sono sentita così libera di tutto che è male, tutto. Una sensazione difficile da spiegare, perché non aveva più niente di male in me. E io mi sono trovata in un luogo bellissimo. È difficile parlare perché è molto emozionante questa cosa. E lì io ho sentito un amore che non esiste qui. È un amore intero, una cosa che si ama a tutti, che aveva più persone, c'era più persone in quel luogo là, e ogni persona che io guardava, io amava immensamente. E questa signora che ho vista davanti a me era una signora con capelli grigi, un po' biondo, liscio, aveva una pelle bianca, occhi blu. Questa signora parlava a me.
io sono così, è pessima, sì. È che a persona che doveva stare con me era qui in Italia, parlato solo questo. E io mi svegliata e era bene. Sì, che buono. La persona in Italia, io qui in Brasile, bene. Non mai sono stata fuori dal Brasile, niente. E passato un tempo, dopo dei 7 mesi così, e io ho aperto il computer, ero no Facebook, e ho visto lui na mia pagina, ma non era amici mio, non aveva nessuno amico in comune, niente. Io ho visto un nome italiano e mi è venuta quella cosa in testa, sarà che lui è questa persona? Va bene, io sono con il costume, non con parlo, l'abitudine di parlare con loro. E io ho parlato, se è questo... questa persona mi manda un segnale, perché io ogni volta sento la presenza di loro e quando sento sempre chiedo un segnale e con questo ho visto tante luci perché il segnale veniva sempre. E dopo io fui a finestra da casa mia, niente di segnale. Non è lui, non è lui. E fui dormire. Ma io di bambina sono sempre con un problema con una fiore papavero. Io non potevo vedere una papavera, che io mi fermava e lì stava a guardare, sempre. Sì. E un altro giorno mi svegliato a avere il computer e quando ho aperto la pagina di lui, una papavola immensa. Eu falei, aqui está a risposta. È lui veramente. E io ho chiesto amicizia e cominciamo a parlare e è andato così e tante altre cose successo. Anche parlare italiano. Sì, no, non ho mai parlato italiano in mia vita. Il mio bisnonno e mia bisnonna erano italiano, ma non ho mai parlato, né sentito niente. E aí cominciamo, no? A comunicare tutto e a cosa è andata, è successo cosa, non posso contare tutto perché sarà troppo tempo, cosa con mia figlia che è anche molto sensitiva, anche con mia nipote e tutto, e è camminato fino che sono qui. E quando siamo insieme, ma lascia che Franco sia presente perché io sto parlando poi senza che sia presente. Io mi chiamo Franco Piccarisi. Sono felice di stare qui, qua davanti a voi, grazie a Silvano che ci ha dato questa opportunità qui. È la prima volta che parlo davanti a tante persone, scusate l'emozione. Ecco. Da quando siamo insieme riusciamo a fare delle fotografie un po' dappertutto, dove andiamo facciamo delle foto, nei musei, all'aperto, un po' dappertutto. E abbiamo raccolto una serie di fotografie in cui ci sono tante cose. Sono dagli orbs ai spiriti, agli UFO e basta. Però non sappiamo che cosa è, non abbiamo nessuna spiegazione. Io in vita mia non ho mai visto un UFO, non ho mai visto un essere spirituale. Io sì. Però è il contrario praticamente. Sì. E allora all'occasione di oggi abbiamo portato una chiavetta in cui abbiamo elencato queste cose qui. Adesso vi spiego. O Brasile è un paese molto spirituale, molto. Il povo brasiliano c'è molto questa cosa spirituale nel cuore, in testa. La città dove abitavo io era con tanti centri spirita catecista che ho lavorato anni in questo centro e sono con esperienze con cose di spirito, di cosa. E il Brasile è molto bello in questa parte così, è molto, molto spirituale.
Allora, vi faccio vedere alcune foto. Adesso vamos vedere un po' di orbis. Esse aqui non può essere molto bene considerato orbis, ma sì, E questa qui è una foto che abbiamo fatto quando siamo stati a Asolo. se sarà possibile vedere, se si avvicina. Era il 13 giugno di quest'anno. Se riesce, Essa prendi foto- qualche luce, no? Spegnene un po'. Soprattutto queste che sono davanti allo schermo. No, no, non si riesce. No, troppo non si vede più lei che fa. Un momento. Puoi accendere a luce. Accendi, se no. Essa foto qui era uma Asolo e distava un po' di cosa e è strano che si sente, è come se ha come Un dire, richiamo. questo non sapeva parola. Un richiamo. È che io sono tornata a questo luogo, Franco ha fatto la foto, io fa una foto mia in quella finestra lì. E dopo quando sono arrivata a casa ho visto là no fondo una cosa bianca strana. Quando avvicinata la foto ho visto o che era. Va a vedere qui. Sì. Perché abbiamo l'ingrandimento anche delle foto. C'è un ingrandimento. Se non vede lì puoi cambiare Sì, però la andiamo. foto. È perché era bisogno Dicono che si può spegnere un momento se si vede meglio. ma puoi cambiare foto che si vede Qui meglio. abbiamo l'ingrandimento anche. Ma anche dove già si vede bene. Questa foto per me io vedo un viso di un umano e un viso di un grey, è così che vedo, ma non lo so. Chiedo scusa. Sì. Ah, Accendi la luce, andiamo a momenti. Scusa, per piacere un po' Oh, scusate, Sì. scusa. Questa foto, Traduci quello che aveva detto prima. se puoi ripetere per piacere. sì. Questa foto, io vedo in questa foto un viso umano e un viso di un grey, è così che vedo io, ma può darsi che ogni persona vede diverso. Sì, dobbiamo aspettare. Spegni la luce un attimo. Io vedo un grey, io lo vedo. Questa immagine è stato, come dire, questa immagine è stata, come dire, progettata per loro in una, come si chiama Franco? C'è una lampadina vecchia. Sì, che era sotto, sopra. Un paretto. Sì, e è venuto così. E questo, non lo so se è uomo o donna, io vedo come un uomo questo di qua, ma il viso sembra un po' di quella signora che ha parlato con me, Spegni. che ha parlato di Franco con me, Momento, quella momento. Qui si vede ancora meglio. Sì, il viso, il naso, Naso. gli occhi. E qui c'è un altro viso che non si riesce a distinguere. Si stanno baciando. Non potrebbe solo. Ok, andiamo avanti. Allora, questo qui è da casa nostra. E questa foto pioveva in questo giorno, io ho fatto la foto da finestra da casa mia. Franco passa all'altra che è essa che ci sta evidenziata, no, è meglio senza. No, non è così. No. Ma che non è evidenziata di questo, dove sta? No, questo è l'altro. Un'altra fotografia che abbiamo fatto. Ecco. Qui si Penso vede- che è prima di questa, no? No, solo due sono, quella là, originale. Hai essa, sì. Aspetta che prendiamo. E poi spegni la luce e dopo parlo io. Esatto. Sono diventata di gente, questa. Già qui? Non deve andare sotto del Sì, ma film. sì, ho capito, ma anche qua c'è qualcosa.
No, sono un po' di quello là, sì. Arriviamo. Partiamo. Adesso. Vedete qui si vede una fascia Qui. di luce che va da su, da giù in su. Andando. Allontana un po' di più per arrivare a un muro da casa mia. Da su? Sì. Vado da su? Sì, sì. Bisogna far vedere. No, ma è perché bisogna salire a immagini. Non puoi allontano un po' in più, che penso che va meglio. Questo così vedevo un po'. Sì. Vedete queste cose? Questa cosa va su, non giù. E lascia una scia che è lo stesso che le luci vanno in su, verso l'alto. E questa luce sanno tanti, perché qui non si vede bene, in questo muro c'è un canto, fuori anche c'è uno cielo, lascia una scia e la luce va su, non giù, e pioveva, perché poteva pensare, no, può darsi che è un riflesso di una goccia, ma non puoi perché sta indo al contrario, no? Sì. Io non lo so che cosa è. Non sappiamo dare una spiegazione di che cosa sia. No. Ma io ho già fotografato altre luci così no cielo, intanto pieno. Sì. Questa qui durante prima di un temporale si vede in fondo, Questa bisogna sulla destra, a luce. Si può spendere la luce. Grazie. c'è uno sagoma, però non si sa che cosa è. E isso quando si avvicina all'immagine si vede è un tanto colorato e in questo giorno il tempo era un po' pesante e è venuto questa cosa nel cielo. Più di così. Poi era già Ok. Questa qua che è evidenziata, Sì. sempre quella. E questo qui ha le volte di Fregona, in cui si vede Gesa e dietro c'è una signora, e davanti a questa signora c'è un Orcus grande. Puoi spegnere. Sì. Là dietro vedete, c'è un orbis grande perché normalmente il tamanho do orbis si vede piccolo, no? E lì si vede bene che l'orbis non sta vicino a come dire, camera, no? Sta dietro a testa da persona. E penso che è difficile che essere poveri, Non qualche è cosa. polvere, non è una No, no. difficile da spiegare. Sì. Ma polvere non è umidità nemmeno. Andiamo avanti? Sì. Questo qui è un Orcus che abbiamo fotografato sì. sera. Tutte e due, Io parlo un po' dopo stesso, ok? E sì, è un orbis che è venuto con un viso dentro, un viso un po' più chiaro. Io chiamo questo orbis di Hulk, perché Hulk. mi ricorda quello Hulk. l'uomo verde. Sì, quello uomo verde. Sì, poi stende. Un viso messo di traverso, si vede occhi, naso e la testa. Qui c'è un ingrandimento. Andiamo ancora un po'. Più grande così no, perché si vede. Sì, no, ma prossima foto.
c'è una evidenziata e un ingrandimento. Sì. Ah no, là non si vede bene. No, là non si vede bene, sì. Perché ogni volta viene Ortis con un viso dentro. Sappiamo se sia un viso umano o un viso alieno, multidimensionale, non sappiamo. Senti, sta sorridendo, occhi, vede bene. Qui un orto di luce. No, esse bisogna sta lì. Sì. Ah, sì. Quella luna, questa è la luna. Questa è la luna, ok? Luna piena. Sta qua. Poi spegne la luce. Un attimo. Sì. Poi allontanare un po', che così si vede la luna insieme Stavamo con fotografando la luna piena e fotografando la luna piena è venuto fuori questa scia. Sì. La luna era bella e Si vede, molto bene. andata fuori per fare a foto e è venuta questa cosa, che penso che è un Ortis, non lo so. Questo qui è... Esse è un Ortis strano, molto strano, che quando avvicina si vede come è. È diverso di quelli altri che ho già fotografato sempre. Eravamo in macchina col vetro abbassato perché non è un riflesso del vetro. Poi spente la luce e quando avvicina si vede che è come un spirale, così. Qui nel computer si vede meglio che là, sì, là la luce va intera, no? Ma qui si vede bene ogni volta due spirali. Diverse. Però si vede. Andiamo avanti. Questa è densiata, sempre la stessa. Questo è dentro la camera nostra, che anche dentro a casa ho sempre fatto foto di Ortis strano dentro. Abbiamo questo. Bisogna avvicinare per vedere anche più vicino come è. Uno sotto, Uno può dire che è poco. Sì, o più strano è o che sta sotto, è quello più strano. Quello è normale, quello là. Sì. questo è strano, sì. Sì, esse è così strano. Non sembra polvere, non so, No, è una no. cosa... No, ma anche una spiegazione. fa luce, la polvere non fa tanta luce. Io ne ho tante in casa mia, ma non fa luce. No, c'è Ortis molto brillante, molto. Questo è un altro. Esse è un altro che c'è, esse quando avvicina si vede una cosa nera, rotonda, così, è un tanto estremo, e dietro è un po' lungo. È come se fosse una luce e un essere che guarda attraverso un portale, non so, non so definire. Se puoi spegnere la luce che penso che vede bene. Qui sono orbi, sono anche fotografati di sera. Esse è quello che c'è, quello viso, no? È quello piccolino, c'è due. Quello piccolino in fondo, E no? esse piccolino qui e là. Questo piccolino. Questo è evidenziato È evidenziato e più ingrandito anche. C'è più avanti? Sì, vai avanti. Dove andiamo? Vediamo un po', eccolo qua. È questo, e dopo più avanti abbiamo l'ingrandimento di questa cosa.
l'ingrandimento abbiamo fatto al computer perché manca solo l'altro. Esse era um orbis muito, muito piccolo che quando è ingrandito ho visto esse viso, era un orbis piccolino che ho visto esse viso e sembra che c'è come orecchie qui, in punta. Sono visi che qui. Esse eu acho che esse Bem colorati, che è erano un po' colorati. strano, che c'è anche una cosa strana dentro, bisogna avvicinare. Sono delle figure ma non sappiamo distinguere che cosa appartiene. Sì, anche esse è così con un viso dentro. Puoi cambiare? Puoi passare essa. Puoi passare. Sì, sì. Questo qua è il ritorno da Passano del Grappa, quello giallo sì, quello giallo è un orbis. Sì, qui eravamo qui con Silvano quando Anche questo tutti siamo tornati a casa e è venuto questo orbe molto, molto luminoso giallo e sembrava che seguia noi perché è cominciato qui nella strada a venire e dopo è venuto anche vicino a casa nostra e dopo un altro giorno che ho fatto foto anche è venuto uno giallo e dopo è sparito, non è venuto più questo orbe giallo. È la sequenza, sì, più lo giallo di quello. Non sono lampioni o luce, sono in mezzo alla campagna questo. Poi anche lì giallo e bianco anche. Sì, più avanti. Questa è una sequenza, già era vicino a casa nostra questo. La vegetazione, non c'era Sì, lampione, no, niente. non c'era niente di luce dietro, niente, era completamente buio il luogo. Sì, sì, reticolato, dall'altra parte della rete praticamente. Cosa significa proprio la parola orbis? O orbis e tante persone se parla che esiste, vamos dire, una teoria che si parla che orbis può essere anche polvere come umidità di aria, ma orbis anche c'è quello che viene a Unicità? umidità. Umidità. Scusa, perché sbaglio. Umidità, sì. E so che io penso che insieme a questa cosa di polvere di cosa viene orbis che sanno essere di una altra dimensione, una cosa anche spirituale, penso io, che viene lì. In effetti ci sono alcuni contattisti che sostengono che sono gli spiriti dei passati che aspettano per incarnarsi, che comunicano con il resto dell'umanità attraverso questa capacità, l'unica capacità che hanno per farsi vedere in maniera, diciamo, fisica, però si fanno vedere solo da alcune persone, perché se 10 persone fanno la foto, la rivolta sempre lo stesso orizzonte, su uno viene fuori qualche ora, sugli altri non viene fuori niente, pur fotografando la stessa parte del cielo, quindi significa che sono loro decidono a chi farsi vedere. Okay? E si succede tante volte che quando siamo a fare foto, no, Franco? Si fanno tanto di foto così e in una non viene niente, nulla, è buio totale e l'altra già viene piena di orbis, então a un momento viene e a un momento no.
Questa è la Luna, Luna, la questo fiore, qua è Orbs, e qua tutto e più questo è Orbs. Cioè queste No, esse aqui não penso. Esse aqui eu penso che è una luce che non ha. Sì, Qui è oro. campione. Sì, quello lì è oro. Sì, sì. E gli altri, guardate. Sì, è bianco anche con una striscia Questo anche l'ho oro. fatto con il vetro aperto della macchina, non Ah l'ho sì, fatto sempre col aperto, computer, no. che restate anche. Sì. Anche qui Orbs, E puoi sempre. camminare perché sennò è solo per Più o vedere meno tutto un uguale. tanto. Anche qui Orbs. Anche qui, Ci sono degli alberi dietro, o li ho davanti anche di dietro. Qui ci sono gli alberi, si vede un po', oggi si vedono davanti ma anche in fondo, dietro. Sì, tutto questo punto di luce sono orbis, non stelle, no, tutto orbis. Anche qui. Davanti, qui Ecco, è qua Sì, dentro gli adesso Orbs. c'è a altra parte. Adesso usciamo da qui sì. Sì, gli UFO, ho scritto OVNI perché allora queste qua sono le fotografie che Gesa ha fotografato da casa sua, A Brasile? in Brasile. Sì. E aveva questo arcobaleno e io ho fatto la foto, ma non c'era niente che si vedeva a occhi nudi, se no arcobaleno. E dopo che ho visto la foto è venuto quella cosa là e dopo la prossima foto si può vedere che il cielo era pieno di una striscia nera, Tutte strisce nere. ma pieno. Questa è la foto originale. Può spegnere? E io al momento speriamo. Vuoi avvicinare se Sì. vuoi? Non mi permette di abbassarlo. Non vuoi. Non fa perché. È della mutata che della sera. Io chiamo questo orbis di Batman. Batman. Sì, mi fa ricordare. Molto bello. Questo ordine. Adesso ok? Sì. Accendi? Le foto sono state fatte in sequenza, quindi Sì. sono fatto di dopo. Questa qua è l'analisi che avevo E fatto fare da un l'analisi, amico, sì. l'ingrandimento, però non si vede niente. E no, praticamente. puoi passare così, so per... Sì, vai avanti, passiamo un po'. Quello qui è il disco bianco che Gesa ha fotografato, che entrava dentro il terreno. Non lo so se è essa foto già, Sì. non vedo bene. Sì, è. E dopo che ho fotografato quello UFO, UFO è sparito, un'altra foto, in questa collina c'è un buco, io ho fotografato un disco bianco che entra in questo buco nero. E sono anche con una foto prima che si vede un buco senza niente, che poteva dire è un oggetto, non lo so, una cosa che sta per terra, fa una illusione quando fa foto, ma no, perché prima non c'era. Sulla foto precedente si vede che c'è come una sorta di vapore prima. È come se stava materializzando o disco quando entrava nel buco. Si può spegnere la luce? Ci avviciniamo un po', ci allontaniamo. Perfetto, andiamo avanti. Ok? Poi avanti. E questo qua è una fotografia di... Essa c'è un filmato bisogna tornare, essa bisogna spengere la luce, che ho filmato e fotografato un oggetto brillante che camminava senza rumore, senza niente, era molto molto brillante. C'è un filmato, si pensa che sia questo filmato. No, sì. Penso che sia questo. Ah sì, puoi spegnere, sì.
Non lo so se vede bene qui. Ah, là sta. Fa vedere con il computer. Eh sì. Si vede là? Sì, si vede. E dopo vedeva io da mia finestra, brillava molto e non c'era rumore, nessuno. Lì è analisi di questo oggetto, sì. Brasile. Sì, Brasile. Sta un po' fuori di ordine questa foto, e quello è il mio nipote. Con la luce così non si vede bene. E sta qui, l'oggetto sta qui. Ah, Perché dopo cammina più avanti e... Sì, bisogna... Poi spengere. Sì. Eccolo qua. Sempre quello, no? Sì, puoi camminare che c'è un'altra foto. Ok. Sì, non è una nuvola nera, Si vede? Ok, altra foto. Quello evidenziato. Evidenziato. Questa è la sua foto. Questa qua accanto è perché sta molto chiaro. Dove la prende? Ecco. No. Ah, no, Eccolo appena Adesso appena si avvicinando si vede. questo? Sì, Ma sì, qui non si vede bene. Questa Poi avanti che lo stesso oggetto, sta qui. Sì. Perché qui, là non si vede bene nel computer e qui no. Sì, là si vede quasi niente. È in questa zona qua, questo qua. Sì. Lì sul pelo non si vede niente, vero? Andiamo avanti. Sempre quello. Là non si vede. Ecco qui. E lì si vede meglio lo stesso oggetto e si è fatto un altro giorno nella stessa regione. Mio figlio che ha fatto questa foto. È la stessa regione. Il oggetto stava sempre là, era grande, non era piccolo, non grande. Si vede qualcosa là? Sì. Qualcosina. Andiamo avanti. Ancora fate belle foto da vedere. Questa foto, quella è mia altra nipote. Mia figlia ha fatto questa foto e non c'era elicottero, uccelli, niente. È venuto quell'oggetto strano che quando si avvicina bene a foto si vede che è molto strano. Si vede sì anche lì. Andiamo avanti poi. Adelante. Questo qui è caso Serrugo. Ah, Non sì. sappiamo che cosa sia. Questa foto io era con Non intenzione. sappiamo che cosa sia. Era con intenzione di fare foto di Orbis perché già era sera e è venuto questo. 1, 2, 3, 4. Sì, Orbis c'è poco, in questa foto c'è poco, ma c'è questo oggetto strano, è molto luminoso. Distingo che cosa sia o Orbis o Orbis. No, non è un Orbis, è un disco sì perché Orbis non viene così. Ok. Dobbiamo fare due foto con sé per poi andare avanti. Vuoi andare Avanti. avanti? Questa è da fatta adesso. Casa Serrugo tu va avanti. Questa è un'altra foto del stesso oggetto. Quella analisi Analisi. delle
qua è con l'organico. Ah, con gli organi, sì, sì, sì. Quando avvicina si vede anche un formato bene, che c'è come una cosa redonda sopra. E non c'erano uccelli che volavano, niente. Prima guardavo, lei faceva le foto e io guardavo se volava qualcosa. Questa foto ha fatto te, hai fatto questa foto, sì, sì. Sì. Non è nuvola. Io scuso un attimo. Ah no, questa è una zona che devi battere spesso perché qua la conosci anche. È una zona che ci sono un casino di riferimenti di oggetti. Da anni io ne ho fotografato un giorno e ho chiesto eventualmente una prova, poi ve la farò vedere. Una prova se sono uccelli, uccellini, mi è venuto fuori all'improvviso, io lavoro a 11-16 programmi al secondo. Mi è venuto fuori uno stormo di oche selvatiche che stavano migrando e sopra a distanza, io lavoro con 2000 mm, ho contato 42 di questi oggetti. Poi scansati all'infrarosso sono oggetti ed è una zona di chi ci ho centinaia e centinaia di foto. Io abito in quella zona lì. Sì, come Vicenza anche, è molto facile fare foto di un po' Vicenza. Sì. Questo qua è non so proprio cosa sia, ma abbiamo fatto la fotografia e si vede come una scia, è un oggetto lungo tipo un sigaro rosso, che sta salendo su. Però a occhio nudo non si vedeva niente. Poi spenti a luce. No, ma non si vede niente. No, non si vede bene. Si vede troppo? No, anche quella è evidenziata. Però è evidenziata. Bisogna diminuire un po' la foto. Quella evidenziata Sì. è... È un oggetto e c'è anche una scia. Ma no, non si vede Sì. tanto. No, puoi camminare. Qua la scia e c'è l'oggetto alla Sì, fine. c'è una scia, sì, sì, esatto. Ok? Questo qui è da casa nostra anche, non sappiamo che cosa sia. Esse oggetto ho fatto da balcone da casa mia, ma Franco ha fatto prima 2 foto lo stesso giorno, qua 5 minuti prima, di una cosa che sembra questo. E dopo avanti c'è la foto. Eccolo qui, E non fa vedere con la si seta. vede poco. No, ma se spenti la luce vedi. Non si vede. Là sta. Là no. Sì, non si vede. A prossimo penso che vede meglio. Sì, sì, là sta. È qua. Però si vede un po' più di E a prossima foto lascio che è meglio che essa. Ok. Qua è evidenziato. E qui cambiamo il colore da foto per vedere meglio. Qui assomiglia a quella di prima. Sì. Non sappiamo se, non so, o un insetto, non so. Che No, un insetto non penso. Grande così. Questa è un'altra foto. C'è un cambiamento di colore. Vede essa di una prossima. E poi spegni la luce che si vede meglio. Questa foto quando avvicina bene si vede molto bene come se fosse una nave lunga. E aí è con un colore diverso che si vede meglio. E l'altra era la pipa di Pertini. Sì, magari poi la madre un po' è
due gruppi. Ah, questa foto ho fatto allo stesso momento di quella prima. Io ho fatto la foto perché era bello o pomeriggio, no? E io ho visto che è venuto 2 punti bianco e io ho pensato immediatamente Orbis, normale, ma quando si avvicina è molto diverso questo, quando si avvicina.